Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento, l'ultimo della settimana con Onda Libera. Settimana che si conclude con l'iniziativa referendaria che parte domani, l'iniziativa promossa dalla Lega Nord, 5 referendum per cancellare quelle che la Lega reputa altrettante storture. Sono stati depositati naturalmente i quesiti in Corte di Cassazione. In 3 mesi occorre raccogliere 500.000 firme di elettori per ciascun quesito, per poter poi far decidere i cittadini attraverso lo strumento referendario. Per sottoscrivere le proposte occorre essere maggiorenni, cittadini italiani con documento di identità. I referendum si possono sottoscrivere presso il gazebo in questo fine settimana e per l'elenco aggiornato, oltre al quotidiano La Padania, il sito vieniafirmare.org oppure potete chiamare allo 02 66 234 234. 02 66 234 234. I 5 quesiti si propongono l'abolizione della legge Fornero, rovina delle pensioni e del mercato del lavoro. L'obiettivo è la cancellazione della riforma Fornero, la riforma che ha creato tra l'altro il problema degli esodati, la questione della prostituzione, riforma e anzi abolizione della legge Merlin per tassare e garantire salute e legalità anche in materia di prostituzione, il sì alla libertà di pensiero con la cancellazione della legge Mancino, il no ai concorsi pubblici aperti agli immigrati e l'eliminazione dei prefetti costosi, inutili e centralisti. Costano molto più di quanto non si possa risparmiare abolendo le province, anzi secondo la Corte dei Conti la cosiddetta abolizione delle province, che poi non lo è neanche nel disegno di legge del governo, sarà un costo, non un risparmio per le casse pubbliche. Sui 5 quesiti dunque da domani la raccolta firme e poi da lunedì negli uffici dei comuni di residenza potete andare a firmare nei moduli appositamente dedicati ai 5 quesiti referendari. Per informazioni, ripeto ancora, il sito vieniafirmare.org oppure il numero 02 66 234 234. È un fine settimana di numeri, anche perché altri numeri riguardano la raccolta di fondi necessarissima per Radio Padania. Potete fare il vostro versamento alla radio al conto corrente postale 37671294, 37671294, conto corrente postale intestato a Radio Padania, via Bellerio 41 Milano, causale contributo volontario. Oppure tramite bonifico bancario, le coordinate poi le ripetiamo nel corso della mattinata, o anche accedendo al sito di Radio Padania, radiopadania.net, tramite carta di credito. Cliccando sul sito ufficiale, in basso a destra, sostieni Radio Padania Libera con una donazione. Queste le modalità per raccogliere i fondi per Radio Padania. Intanto però vediamo uno sguardo alla prima pagina dell'Ansa di stamani con alcune notizie in primo piano, tra le quali la notizia di apertura in questo momento della Agenzia ANSA, le parole del governatore di Banca d'Italia sulla rigidità delle imprese e dei sindacati che frena il paese. Rigidità legislative, burocratiche, corporative, imprenditoriali, sindacali sono sempre la remora principale allo sviluppo del nostro paese, ha detto il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco, rifacendosi alle parole di Guido Carli durante la celebrazione del centenario della nascita dell'economista Guido Carli, poi ministro alla LUIS. Le conseguenze dell'immobilismo della politica e della società italiana sono diverse da quelle che si manifestavano negli anni 70, mentre allora era l'inflazione. Oggi è il ristagno, ha detto il numero 1 della Banca d'Italia, ovvero il governatore Ignazio Visco, che tra l'altro guadagna €500.000, il triplo del collega americano, della collega americana, cioè della numero 1 della Banca Centrale degli Stati Uniti, tanto per metterci in un ordine di grandezza e valutare anche le solite, peraltro, parole. A proposito di soldi e di stipendi, la Corte dei Conti del Lazio, scrive sempre l'Ansa di stamani, avrebbe aperto 3 fascicoli per fare luce, pensate un po', sugli stipendi di circa 20 manager pubblici superiori a €300.000.
Nel mirino dei due pubblici ministeri della Corte dei Conti, gli stipendi dell'amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti, dell'amministratore delegato e presidente di Poste Italiane Massimo Sarmi e Giovanni Ialongo, del presidente dell'ANAS Pietro Ciucci, dell'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, dell'amministratore unico dell'ENAV Garbini e dell'amministratore delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. 3 fascicoli, lo ha raccontato il TG della 7, sono stati aperti negli ultimi 2 mesi e mezzo e su di essi lavora anche la Guardia di Finanza. In ogni caso, le aziende quotate in borsa godono di un regime particolare dal punto di vista dei compensi, cioè in pratica non sono soggette ai tetti di stipendio. Sempre dall'Ansa di stamani in prima pagina, il commercialista romano Umberto Flesca Previti è stato arrestato stamani. Non sono per ora noti i motivi dell'arresto. Flesca Previti è nipote dell'ex ministro, l'avvocato Cesare Previti. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Napoli sulle procedure per la compravendita poi non avvenuta della clinica Ruesh SPA, una nota casa di cura napoletana. Nell'inchiesta arrestate altre 5 persone, tutte agli arresti domiciliari. Arrestato in Umbria, anche nell'ambito della stessa inchiesta, anche Dino De Megni, che è il padre di Augusto De Megni, il bambino rapito alcuni anni fa e poi diventato personaggio televisivo vincitore della 6ª edizione del Grande Fratello. Infine la politica estera. Sono quasi 50.000 i soldati russi lungo il confine con l'Ucraina. Lo stimano funzionari del governo statunitense citati dal Wall Street Journal. Secondo il quotidiano americano, Mosca sarebbe pronta a un'offensiva su vasta scala, mimetizzando i suoi soldati e creando linee di rifornimento, dicono i funzionari statunitensi. Già ieri, secondo l'allarme del presidente del Consiglio della Sicurezza Nazionale ucraina, Andriy Parubiy, si era parlato di circa 100.000 soldati russi ammassati lungo il confine con l'Ucraina. Si sta cioè cercando di accreditare la tesi dell'aggressione da parte di Putin all'Ucraina. Poi però riprenderemo, adesso lo riprendiamo tra pochissimo, un commento che era rimasto in sospeso. Avevo promesso di leggervelo e ve lo leggerò perché è più che mai utile, anche alla luce di un regolamento di conti. Su quello però non ci hanno mica informato. Un regolamento di conti con tanto di omicidio che è avvenuto nella nuova elite di governo in Ucraina, quella nata dalla piazza Maidan, e all'interno di ambienti non certo proprio raccomandabili. Del resto, ultimamente, negli ultimi anni, proprio gli Stati Uniti, e questo cala a proposito, ma naturalmente nessuno ha eccepito alcunché in questi giorni di visita di Obama in Italia, proprio gli Stati Uniti hanno promosso guerre come quella in Libia che hanno sortito un effetto che era facilmente prevedibile. Niente di nuovo, naturalmente, quello che sta accadendo in questi giorni, o meglio, niente di imprevedibile, era tutto previsto. Si sarebbe data la stura alle peggiori lotte tribali e all'instaurarsi di fazioni islamiche molto pericolose, tanto da trasformare la Libia in una specie di Somalia. È ciò che scrive oggi l'Espresso, facendo il quadro della pessima situazione creatasi in Libia dopo Gheddafi. Parlare di caos è un eufemismo. In Libia non c'è il caos, c'è un inferno a cielo aperto e l'inferno è proprio sotto le nostre terga. Peraltro non se ne parla. Di quello che è successo in Libia dopo la caduta di Gheddafi si è detto molto molto poco ed è uno dei frutti migliori, diciamo così, una delle iniziative di politica estera del presidente Obama, premio Nobel per la pace. La guerra in Libia è stato un capolavoro, non si sa da quale punto di vista, ma è stato un capolavoro di sicuro, perché ha messo nel centro del Mediterraneo una nazione che rischia di essere una Somalia vera e propria sulle sponde del Mediterraneo, con la Cirenaica che è il focolaio sempre più islamista di questa nuova Somalia mediterranea. Le armi erano state generosamente offerte ai cosiddetti ribelli da Francia, Germania e Italia e la coalizione dei guerreggianti guidata dagli Stati Uniti, ma nessuno ha eccepito alcunché anche in questi giorni di visita presidenziale di Obama in Italia, a proposito di questa disastrosa sotto tutti gli effetti operazione. Non si sa per chi sia stata invece profittevole, evidentemente per chi l'ha promossa. La Libia di oggi, scrive stamani l'Espresso, è un paese fuori controllo, un paese che sta diventando una Somalia sulle sponde del Mediterraneo. A 2 anni e mezzo dall'uccisione di Mohammed Gheddafi,
Solo di tanto in tanto le notizie emergono in superficie e raggiungono l'Italia. Chissà perché, visto che la Libia è vicina di casa. Quando una milizia armata, per esempio della Cirenaica, si impossessa di una petroliera per rivendicarne i profitti, quando il debole primo ministro Ali Zeidan è rapito per un giorno dopo essere stato accusato di aver favorito un intervento americano sul territorio libico e poi, esautorato dal Parlamento, fugge di corsa in Germania per evitare attentati, oppure quando uno degli 843 italiani che lavorano in Libia, 77 dei quali in Cirenaica, viene rapito e usato come bancomat dalle milizie islamiche, come è successo pochi giorni fa a Gianluca Salviano, 48 anni, dipendente dell'azienda Enrico Ravanelli, responsabile della costruzione della rete fognaria di Tobruk. È successo anche a Francesco Scalise e Luciano Gallo, rapiti sempre nelle vicinanze di Tobruk e poi liberati lo scorso febbraio. La Libia è ormai nelle mani di milizie contrapposte, ciascuna con una rappresentanza in Parlamento, che ha perso autorità sul territorio e che dovrà il Parlamento essere rinnovato in nuove elezioni, probabilmente ad agosto. La Cirenaica, sempre più islamista, non ne vuol sapere di rientrare sotto l'ala di Tripoli. Gli oltre 15 milioni di fucili e di armi varie in circolazione non facilitano l'opera di conversione delle milizie alla lealtà verso il governo centrale. In questo quadro le esportazioni di petrolio sono crollate a 280.000 barili al giorno rispetto al precedente livello di 1.700.000, spingendo l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni a precipitarsi a incontrare l'appena nominato primo ministro Abdullah Al-Thani. L'ENI estrae circa il 60% dell'attuale produzione petrolifera libica e la totalità del suo gas. Per far fronte non solo al calo della produzione petrolifera, ma anche alla mancata redistribuzione delle rendite nei territori di estrazione, le milizie hanno perfezionato negli ultimi mesi la tratta di migliaia di africani, siriani ed egiziani verso Lampedusa, disegnando nuove rotte di disperati nella regione meridionale del Fezzan, con conseguenze potenzialmente drammatiche per l'Italia, che si potrebbe dover apprestare a sostenere una nuova invasione di massa di decine di migliaia di immigrati dalla Libia. Un capolavoro assoluto. Peraltro a Obama in questi giorni niente ha detto nessuno. E naturalmente cosa si poteva dire a Obama se non le paginate di giornali che abbiamo letto stamattina e i resoconti che sono testimonianza fedele di quello che appunto è stato detto a Obama. Grazie, thank you al massimo, no? Grazie, molte grazie. A proposito di politica estera, poi ci torniamo sul caso dell'Ucraina, però prima di parlare di Ucraina vi segnalo qualche articolo degno di nota sul quotidiano La Notizia, notiziagiornale.it. La Notizia si occupa, tra le altre cose, con un articolo di Stefano Sansonetti, di una serie di ex parlamentari e giornalisti che sono diventati lobbisti allo stato puro. Chi sono e per chi lavorano? Una specie di campagna acquisti, scrive Sansonetti. In attesa di una regolamentazione che finora in Italia non c'è, le società di lobby cercano di imbarcare le persone più adatte per portare avanti le loro attività. A questa esigenza rispondono meglio di tutti ex parlamentari e giornalisti che negli ultimi tempi hanno rimpinguato le fila dei gruppi lobbistici italiani. Il motivo è semplice da capire, visti gli anni trascorsi nei gangli di Camera e Senato all'interno delle commissioni dove transitano emendamenti fondamentali per le necessità dei vari gruppi di potere che le stesse società di lobby si trovano ad assistere, dall'energia alle assicurazioni, al tabacco, alle telecomunicazioni, all'informatica, ai giochi. Uno dei casi che danno più nell'occhio è costituito dalla società Strategic Advice, fondata e guidata da Gabriele Cirieco. Nell'organigramma di questa vera e propria società lobbistica, in qualità di senior counsel, figurano Stefano Saglia e Andrea Lulli. Chi sono? Molto semplice. Il primo, Saglia, è stato per anni responsabile energia di Alleanza Nazionale, poi PDL. Dal 2009 al 2011 ha rivestito la carica di sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, con deleghe sull'energia attribuitegli dall'allora ministro Scajola. Lulli, invece, è un ex dirigente della CGIL che successivamente è stato capogruppo del Partito Democratico
nella Commissione Attività Produttive della Camera. La società di lobbying Strategic Advice ha chiaramente pescato uno da destra, uno da sinistra. Lulli è stato promotore di diverse iniziative per l'incentivazione dell'auto elettrica. Qualcuno potrebbe anche chiedersi con quale indipendenza questi profili abbiano esercitato il loro mandato in Parlamento, uno parlamentare del PDL, l'altro del PD, se immediatamente dopo la conclusione dell'attività parlamentare si sono messi a disposizione di società di lobby che portano avanti interessi di specifici gruppi. Ci si potrebbe anche chiedere con quale indipendenza poi un domani costoro potrebbero tornare a svolgere un ruolo pubblico. Ma altri ex politici si sono direttamente sistemati in società private. Vi ricordate di Italo Bocchino, un tempo finiano di ferro? Si è rifatto una vita come responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo Romeo Gestioni, un gruppo che fa incetta di appalti della pubblica amministrazione in tema di gestione degli immobili di Stato. E qualcuno si ricorderà che lo stesso Bocchino rimase coinvolto anni fa in un'inchiesta per turbativa d'asta chiusasi per lui con un'archiviazione aperta a carico proprio di Alfredo Romeo in relazione a un appalto per il Global Service a Napoli, e adesso Bocchino è entrato direttamente nella società di Romeo, responsabile relazioni istituzionali. Secondo quanto filtra poi da ambienti della British American Tobacco, anche Gianfranco Conte, ex presidente della Commissione Finanze per il PDL, ex sottosegretario ai rapporti col Parlamento, dopo la conclusione dell'esperienza parlamentare ha stabilito un rapporto di collaborazione proprio con la multinazionale del tabacco. Contattato dalla notizia, l'ex sottosegretario Conte ha smentito l'esistenza di qualsiasi contatto. L'ex senatrice del PD e dell'API di Rutelli, Emanuela Baio Dossi, ha trovato invece posto come consulente di Omeo Imprese, associazione di produttori di farmaci omeopatici. Tra i fondatori e animatori invece di Nomos, un altro gruppo lobbistico made in Italy, c'è Claudio Venanzetti, classe 1928, ex deputato del Partito Repubblicano negli anni 70, sottosegretario al Tesoro e presidente Commissione Finanze del Senato negli anni 80. Nell'advisory board della Cattaneo Zanetto c'è invece Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Cosa ci fa un giornalista in una società di lobby? Nulla di segreto, tutto trasparente, ha risposto Mulè, spiegando che la sua presenza nella società è legata solo a uno scambio di esperienze internazionali che mi interessano molto, ha detto il direttore di Panorama. E tra l'altro, ha aggiunto Mulè, ho rinunciato a percepire qualsiasi compenso che mi potesse rendere ricattabile, non come molti colleghi giornalisti che conducono serate in giro per l'Italia e percepiscono denaro, tanto denaro, ha detto il direttore di Panorama. Bello il quadretto, no? Mentre leggendo la notizia giornale.it si scopre che paghiamo ancora per la Cassa del Mezzogiorno. L'ente resiste e continua a succhiare soldi, racconta Clemente Pistilli. A far decollare il Sud ci ha provato Cavour, poi i padri della Repubblica, a partire da De Gasperi, per arrivare a un'Italia unita anche dal punto di vista economico. Sono stati spesi una montagna di soldi, in mezzo secolo solo la Cassa per il Mezzogiorno ha fatto piovere sulle regioni meridionali migliaia di miliardi di euro, tutto inutile. Da Roma in giù poco è cambiato, scrive la notizia. Ma nonostante tutto l'organismo fondato per studiare la questione meridionale, per promuovere la solidarietà nazionale e un programma di azione per far decollare l'industria nel meridione d'Italia, resiste ancora e continua a costare parecchio allo Stato italiano. All'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, la Svimez, 68 anni di vita non sono stati ancora sufficienti per farsi un'idea chiara su quello che andrebbe fatto nell'Italia del Sud. La Svimez va avanti perdendo centinaia di migliaia di euro ogni anno. La Svimez, cioè appunto l'Associazione Sviluppo Industria nel Mezzogiorno, fu fondata a Roma nel 1946. Era una specie di pensatoio e portò alla creazione 4 anni dopo della Cassa per il Mezzogiorno. I risultati della Cassa, nonostante il considerevolissimo flusso di denaro pubblico che l'ha alimentata, sono stati più che deludenti. La realtà delle regioni meridionali è sotto gli occhi di tutti. Se la Cassa del Mezzogiorno
ha chiuso i battenti. A restare in vita è stata l'Associazione Sviluppo del Meridione, la Svimez, che continua a sfornare rapporti e ricerche sul meridione d'Italia. Già nello statuto è stato previsto che andasse avanti fino al 2050 con possibilità di proroga. La Svimez è un organismo presieduto da Adriano Giannola, professore di economia all'Università Federico II di Napoli, con direttore generale Riccardo Padovani. Una carriera la sua tutta all'interno della stessa Svimez. Tra i soci ordinari della Svimez, l'ANCE di Roma, la CGIL e l'Associazione Banche Italiane. Tra i sostenitori, Banca d'Italia e le regioni Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Campania. I soci contribuiscono però soltanto con 133.000 euro all'anno alla Svimez, che allo Stato italiano costa invece 1,5 milioni. La Corte dei Conti ha appena ultimato il controllo sulla gestione finanziaria dello Svimez per quanto riguarda l'attività del 2012. Perdite per oltre 520.000 euro, il 17,6% di buco in più rispetto al 2011, quando il bilancio già si era chiuso in segno negativo. Il patrimonio della Svimez è diminuito da 1,2 milioni a 713.000 euro. Ennesimo segnale del deterioramento patrimoniale, dice la Corte dei Conti, che ha invitato la Svimez a correggere la rotta, partendo da un ulteriore taglio delle consulenze e da una razionalizzazione delle risorse umane. Il direttore generale costa allo Sviluppo Mezzogiorno, alla Svimez, 139.000 euro all'anno. Le spese generali sono di 2,5 milioni di euro e i contributi sono appunto miseri, fatta eccezione per il contributo statale, cioè dei contribuenti italiani. Banca d'Italia, uno dei soci sostenitori, versa alla Svimez solo 10.300 euro all'anno. Tante spese e il Sud continua a sprofondare, scrive La Notizia. Hai mai sognato di ascoltare la radio? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sostieni la libertà, sostieni Radio Padania. Giovedì 27,
venerdì 28, sabato 29 marzo. 3 giorni per aiutare Radio Padania con un contributo volontario sul conto corrente postale numero 37671294, oppure andando sul sito www.radiopadania.org o ancora direttamente nei nostri studi di Milano, in via Bellerio. Sostieni la libertà, sostieni Radio Padania. Vieni a firmare.org per cancellare la riforma Fornero sulle pensioni e restituire i diritti a chi li aveva pagati, per cancellare la legge Merlin, togliere dalle strade, regolamentare e tassare la prostituzione, e per cancellare le prefetture, un ente inutile che costa agli italiani 500 milioni di euro. 1000 gazebo della Lega dal prossimo fine settimana saranno in tutta Italia e anche al sud per raccogliere i 3 milioni di firme necessarie a sostegno dei 5 referendum lanciati dal Carroccio. Da lunedì si potrà firmare anche nei comuni. L'invito è rivolto non soltanto a chi vota Lega, dice il segretario Matteo Salvini, ma soprattutto ai non leghisti. Secondo un sondaggio SVG, infatti, oltre il 70% degli italiani sarebbe a favore di un referendum per abrogare la legge Merlin sulla prostituzione, il 60% per cancellare la riforma Fornero sulle pensioni. E in Europa la Lega è pronta ad allearsi con il Front National di Marine Le Pen e con le forze politiche di altri paesi che condividono le posizioni anti-euro e anti-immigrazione. Siamo contenti del voto francese, che è un voto di futuro, è un voto di speranza, è un voto di libertà. Qualcuno a Bruxelles sta avendo gli incubi. Costruire un'altra Europa è possibile, con meno spread, meno banche, meno finanza e più lavoro, più commercio e più artigianato. Quindi il 26 maggio ci risvegliamo con una primavera d'Europa molto più positiva rispetto a quella di oggi. È un servizio del TG5, mentre sull'ultima segnalazione dal primo piano del quotidiano La Notizia ha a che fare con i paperoni delle authority, tipo il governatore di Banca Italia Visco, le cui parole abbiamo letto prima sull'agenzia ANSA. Basta una poltrona nello Stato, scrive Clemente Pistilli, e si fa presto a diventare paperoni. I super manager italiani non sono spesso alla guida di strutture prestigiose come i loro colleghi all'estero, ma in tema di stipendi li superano tranquillamente, partendo da quelle stesse autorità di vigilanza che dovrebbero rappresentare l'occhio vigile sulle storture del sistema. L'amministratore delegato delle ferrovie, Mauro Moretti, dicendo che è pronto ad andar via se gli verrà tagliato lo stipendio da 850.000 euro, ha aperto il dibattito sulle retribuzioni stellari, che ogni tanto in Italia si riapre. Quello che va emergendo è che in tema di portafogli gonfi Moretti si trova in ottima compagnia. Le cosiddette authority, fino a qualche anno fa molto in voga fuori dai confini nazionali, sono piaciute subito alla politica italiana. Scoperto quel nuovo strumento di potere, gli organi di vigilanza si sono moltiplicati. Adesso ne abbiamo 17 di authority. Garantiscono incarichi ricchi e di potere. Vanno bene ai partiti, a cui è riservata la nomina dei numeri 1 delle autorità. Vanno ancor meglio a chi, finito magari momentaneamente fuori dai giochi, in quelle strutture ottiene un trampolino con cui rilanciarsi, senza contare che danno lavoro a oltre 2.500 persone, tutte retribuite in maniera molto più elevata della media dei lavoratori dipendenti in Italia. L'organo di vigilanza più importante in Italia può essere considerato la Banca d'Italia e nonostante gli stipendi in Banca Italia siano stati ridotti, il governatore di Banca Italia Ignazio Visco continua a guadagnare molto più dei suoi colleghi di altri paesi. Il numero 1 della Banca d'Italia porta a casa ogni anno 495.000 euro, fino al 2011 erano 681.000. Mentre il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi si ferma a 451.000. Ben Bernanke della Fed americana guadagnava appena 146.000 euro, così anche la nuova governatrice della Banca Centrale Americana, 146.000 euro contro i 495.000 del governatore di Banca Italia. Il direttore generale di Banca d'Italia, Salvatore Rossi, che è anche presidente dell'IVAS, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, ha invece un compenso di 450.000 euro e i vice direttori generali Fabio Panetta, Luigi Federico Signorini e Valeria Sannucci portano a casa 315.000 euro per ciascuno. Stipendi da capogiro non solo per chi vigila sulle banche. All'Agcom, l'autorità garante delle comunicazioni,
Il presidente Angelo Marcello Cardani, bocconiano, docente universitario vicino all'ex premier Mario Monti, ha uno stipendio da 302.900 euro. I commissari Antonio Martusciello, ex parlamentare, Francesco Posteraro, Antonio Preto e Antonio Nicita, ciascuno prendono 272.000 euro. Un po' meglio va il presidente della Consob, la commissione che si occupa della borsa, Giuseppe Vegas, già sottosegretario all'economia nel governo Berlusconi, percepisce 311.658 euro. Il commissario Consob Paolo Troiano ha una retribuzione da 280.400 euro, il direttore generale Gaetano Caputi 290.000, l'avvocato generale Fabio Biaggianti 265.000. Situazione analoga a quella dell'antitrust, dove il presidente Petruzzella ha una poltrona da 311.600 euro, il consigliere Salvatore Rebecchini da 280.400. Non hanno di che lamentarsi il presidente della Covip, l'autorità sui fondi pensione, Rino Tatarelli, 162.600 euro, e il direttore generale Raffaele Capuano, 164.700 euro. Il presidente dell'autorità per l'energia elettrica e il gas Bortoni 293.000 euro e i consiglieri della medesima authority Biancardi, Carbone, Colicchio e Termini con 264.000 euro ciascuno. Il garante privacy, l'ex capogruppo del PD alla Camera Antonello Soro, incassa 260.986 euro. La sua vice Augusta Iannilli 173.990. All'autorità di vigilanza sugli appalti, infine, il presidente Sergio Santoro ha uno stipendio da 58.800 euro, è il più povero di tutti, e i consiglieri Berarducci, Borgia, Calandra, Camanzi, Gallo e Meocci 196.000 euro. Difficile che qualcuno alzi la voce sull'assenza di particolari risultati nella vigilanza in Italia, scrive la notizia in questo servizio di Clemente Pistilli.
parte e di partiti di destra per niente rassicuranti. Ad ogni modo, è peggio l'odio o la perdita del buonsenso? Si domanda Staniewski. La rabbia insensata che contraddistingue ogni ondata antiputiniana sarebbe buffa se non fosse un oltraggio alla ragione di un russo come me, che non avrebbe mai votato un dittatore se Putin lo fosse stato, e che insieme a milioni di concittadini e al fiorfiore dell'intellighenzia ha votato invece Putin. Solidale con loro, ritengo giusta, anzi l'unica possibile, la politica di Putin nei confronti dell'Occidente e dell'Ucraina. Tra le decine di ragioni che sono alla base di questa politica, vorrei rilevare le più importanti, secondo l'opinione della maggioranza dei russi. Intanto un dato di fatto, ricorda Felix Staniewski, ambasciatore russo in Italia e in Georgia, già ambasciatore russo in Italia e in Georgia, in questo articolo pubblicato dal Foglio. Intanto un dato di fatto. In meno di un quarto di secolo gli stati della NATO e dell'Unione Europea hanno scatenato 8 guerre, 3 guerre nell'ex Jugoslavia, che sono state particolarmente devastanti, 2 invasioni in Iraq, di cui l'ultima con la scusa di un espediente inventato di sana pianta, e la guerra in Afghanistan, che avrebbe una spiegazione se non si fosse protratta fino alle calende greche e se l'Occidente, combattendo contro i talebani, allo stesso tempo non incoraggiasse, volente o nolente, estremisti islamici in Cecenia, in Libia, in Siria e in Egitto. L'Europa, distintasi particolarmente in Libia, ha distrutto un paese relativamente benestante per affondarlo in un caos che non finisce mai. Ne è stata logica conseguenza la guerra nella Repubblica Centrafricana e lo sparpagliarsi di bande di terroristi armati nel nord africano e in Medio Oriente. E se non fosse per Putin, tanto diabolizzato in Occidente, la NATO e l'Unione Europea avrebbero ora tra le mani una guerra in Siria, dopo la quale si aprirebbe la prospettiva di un conflitto armato in Iran. Mi dicono, ogni guerra aveva una sua spiegazione diversa, ma è questo che inquieta i russi. Ogni volta l'Occidente trova un casus belli, tanto che di pretesti ce ne sono a volontà, e casomai lo inventa, per esempio esibendo dalla tribuna dell'ONU una provetta piena di polvere bianca spacciandola per micidiale arma chimica. Quale altro Stato fa guerre oltre alle democrazie occidentali? Nessuno. Tutte sono nell'album di famiglia dell'Occidente. E che c'entrano qui la Russia e la sua politica ucraina? Mi chiedo, come si sentirebbero gli italiani se alle loro frontiere apparisse una potente alleanza di stati che aggredisce di continuo altri paesi? Per l'Occidente non c'è neanche bisogno di far entrare l'Ucraina nella NATO. Kiev farà tutto ciò che sarà prescritto da Washington e da Bruxelles. Nell'accordo capestro sull'associazione ucraina all'Unione Europea sono incluse clausole di carattere politico e militare. Abbiamo 2000 chilometri di frontiera con l'Ucraina, che a volte divide una parte di un villaggio dall'altra. Dobbiamo erigerci una grande muraglia cinese? I nuovi padroni di Kiev hanno già dichiarato la loro intenzione di cacciare la Russia dalla base navale di Sebastopoli. I russi si sono convinti che se dovessero lasciare il porto, subito ci attraccherebbe la flotta statunitense. Non importa se su questo punto i russi hanno ragione o no. Quando si tratta di sicurezza, contano le opportunità durevoli, non i ragionamenti passeggeri. Nel Mar Nero, essenziale per la stabilità del sud russo, spadroneggerebbe il bellicoso Occidente, ma c'è di più. L'esodo dei russi da Sebastopoli sarebbe un tremendo shock politico e morale. Sebastopoli è una città simbolo, storica alla pari della Piazza Rossa. I russi non sono mai stati d'accordo con il capriccio dell'autocrate comunista Khrushchev, che aveva regalato la Crimea a Kiev in segno dell'amicizia, disse Khrushchev, russo-ucraina. La Crimea è Russia, è troppo legata alla storia e alla cultura russa, ai grandi nomi di Caterina II, Potiomkin, Pushkin, Chekhov e molti altri. Un'Ucraina neutrale e amichevole mitigava l'aspirazione russa
a porre la questione della Crimea. Se l'Ucraina passa nell'orbita di un'alleanza belligerante, nell'immaginario popolare russo si priva del diritto di amministrarla. Il precedente del Kosovo è citato dai russi per confermare la base giuridica della riunificazione della Crimea alla Russia. I russi scherzano. I referendum sull'autodeterminazione della Catalogna e della Scozia saranno contestati dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti con la stessa foga? La guerra della NATO contro la Russia nucleare è inconcepibile, scrive ancora Felix Stanievsky, già ambasciatore russo in Italia e in Georgia. Tuttavia l'Ucraina, associata al bellicoso Occidente, offrirà una vasta gamma di occasioni per provocazioni di questo genere, come accade già con la Georgia, del tutto subordinata agli Stati Uniti. In meno di 15 anni la Georgia ha aggredito 5 volte a mano armata abcazi e osseti, prima di scatenare la Sesta Guerra nel 2008, bombardando di notte la capitale dell'Ossetia e attaccando le forze russe di mantenimento della pace. I russi sanno che l'Occidente addosserà la colpa alla Russia in una qualsiasi situazione di attriti con l'Ucraina. I media occidentali l'hanno fatto in barba allo stesso rapporto della Commissione dell'Unione Europea sulle responsabilità per la guerra russo-georgiana nell'Ossetia del Sud. E qui arriviamo al secondo trend, alla seconda tendenza dell'Occidente che impensierisce i russi: le rivoluzioni colorate, arancioni e affini. L'Occidente ha imparato come portare a suo vantaggio il malcontento sociale presente peraltro in ogni paese, per rovesciare governi che non gli piacciono e sostituirli con altri più servili. La Russia è uno degli obiettivi principali. È eloquente il caso dell'ultimo ambasciatore americano, Michael McFaul, autore del libro Advancing Democracy Abroad. Al suo secondo giorno in Russia, prima di contattare i rappresentanti russi, l'ambasciatore americano si è incontrato con l'opposizione parlamentare ed extraparlamentare. Per la maggioranza dei russi è stata una dimostrazione pubblica delle vere intenzioni degli Stati Uniti. I diplomatici occidentali si associavano ai manifestanti a Mosca nella turbolenta primavera del 2012. Ci sono dati sui finanziamenti stranieri alle organizzazioni filo-occidentali non governative e politicamente attive. L'Ucraina, docile di fronte agli Stati Uniti e l'Unione Europea, moltiplicherebbe le possibilità di finanziare un'eventuale rivoluzione in Russia. Molti giornalisti occidentali, prosegue poi Felix Stanievsky in questo bell'articolo pubblicato l'altra settimana sul Foglio, molti giornalisti occidentali hanno scritto in questi giorni che Putin ha paura di una piazza Maidan, cioè di una rivolta a Mosca. Ma la piazza di Kiev, con bastoni, bottiglie Molotov, cecchini, Kalashnikov, con terribili scene di occupazione di ministeri e uffici pubblici, ha fatto orrore ai russi e li ha aiutati ad apprezzare la stabilità del loro paese, della Russia. Ma le forme della protesta organizzata possono essere le più svariate e imprevedibili. Gli stessi eventi ucraini hanno introdotto elementi del tutto nuovi. Una larghissima partecipazione di reparti nazionalisti ben preparati e organizzati come forza di combattimento decisiva, il ricorso alla lotta armata, l'uso di tiratori scelti per aumentare la tensione, la presenza di alti rappresentanti dell'Unione Europea e degli Stati Uniti alla manifestazioni di protesta, l'ingresso nel governo di persone e partiti che professano un'ideologia ultranazionalista e antisemita. Non si sa quale forma di sovversione si sta preparando per la Russia da scatenare all'interno della Russia. È chiaro però che la parte più organizzata e battagliera dell'opposizione russa è data dai nazionalisti radicali. È vero che il movimento nazionalista russo è diviso. La parte nazionalista radicale ma non nazista ha condannato Piazza Maidan, mentre non pochi nazi russi combattevano a Kiev, a fianco dei camerati di settore destro Pravi Sektor, guidati da Dmitry Yarosh, vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale ucraina dopo la rivolta di Piazza Maidan e candidato alla presidenza.
Di fronte a Putin, quasi tutti i nazionalisti si dichiarano fratelli, disponibili anche a ricevere finanziamenti europei e americani. Va bene se ci vogliono aiutare, non dobbiamo loro niente. I liberali russi, dopo la debacle della Russia sotto Yeltsin, non hanno prospettiva e così, appoggiando un Alexei Navalny, nazionalista puro sangue, l'Occidente dovrebbe stare attento a non far uscire il genio nazionalista dalla bottiglia russa. C'è poca speranza. L'Occidente, scrive Stanievski, si è alleato perfino coi fratelli musulmani ai danni del suo alleato israeliano. Ci colpisce poi l'enorme, evidente squilibrio tra le conseguenze globali delle guerre e delle rivoluzioni Made in USA e Unione Europea e una palese spensieratezza con cui i paesi della NATO e dell'Unione Europea si fanno coinvolgere in avventure nei territori altrui. L'ex presidente italiano Cossiga diceva giustamente che i nostri alleati americani si sono messi, senza conoscere l'Iraq e senza prevedere l'Iraq, a fare la guerra nel dopo Saddam. Posso aggiungere, gli Stati Uniti e l'Unione Europea si sono mossi senza conoscere l'Ucraina e la Russia, senza prevedere le conseguenze di quel che stanno facendo. Dove l'Occidente ha raggiunto i suoi obiettivi con le guerre e le rivoluzioni? Dove la democrazia occidentale ha trionfato? Le rivoluzioni colorate in Ucraina nel 2004, in Serbia, Georgia, Kirghizistan, sono fallite, così come la tanto decantata primavera araba. L'unico risultato evidente è il caos, la distruzione, la morte. La cosa più brutta, scrive Stanievski, è che l'Occidente non si rende neanche conto della disumanità della sua politica. Tante guerre fatte e nessuna discussione sull'abnormità di questa politica estera belligerante, sull'incapacità della classe dirigente di trovare altri strumenti, sulla ferocia dei mezzi di comunicazione istigatori di guerre sanguinose e di rivoluzioni distruttrici. Bella questa libertà di parola. Sto leggendo l'editoriale di un rispettabile quotidiano francese, Le Monde, 7 gennaio scorso, dedicato in parte all'Ucraina. I principi cardine dell'Europa, scrive Le Monde, sono la pace e la democrazia, ma si può capirlo soltanto alla maniera di George Orwell. La pace è guerra, la guerra è pace. Mentre la democrazia è il grande fratello ti sta guardando, come abbiamo constatato nel caso Snowden. La democrazia occidentale è selettiva. Difendere i diritti dei gay? Sì. Quelli degli zingari? Sì. Quelli dei russi? No. In 22 anni di indipendenza nei paesi baltici, membri dell'Unione Europea e della NATO, centinaia di migliaia di russi hanno avuto lo status di non cittadini, gente di seconda categoria, e questo sa piuttosto di razzismo. Con questo Occidente, concludeva Felix Stanievski in questo articolo, già ambasciatore di russo in Italia e in Georgia, in questo articolo sul Foglio, con questo Occidente Mosca non si aspetta in Ucraina nulla di buono. Bruxelles sta portando avanti una linea che Talleyrand avrebbe commentato così: è peggio di un crimine, è un errore. Si tratta dell'ordine, rivolto a Kiev, o con noi o con la Russia. L'Occidente ha indirizzato agli ucraini, storicamente, etnicamente, culturalmente, umanamente legati alla Russia, questo ultimatum: o con noi o con la Russia. La lingua degli ucraini è più vicina al russo che il veneto al toscano, i cui nomi e cognomi sono quasi sempre gli stessi. 3 milioni e mezzo di ucraini vivono in Russia, mentre più di 8 milioni di russi stanno in Ucraina. La via d'uscita sarebbe rinunciare a questo principio, coordinare la politica ucraina dell'Unione Europea con la Russia, farla finita con gli inviti all'Ucraina di entrare nella NATO, e non ostacolare l'associazione dell'Ucraina sia all'Unione Europea sia all'Unione Euroasiatica. Non cercare di servirsi di canali ucraini per incoraggiare una rivoluzione in Russia. E non credo, amici miei, di aver chiesto troppo, scriveva Felix Stanievski, già ambasciatore russo in Italia e in Georgia, in questo articolo pubblicato sul Foglio.
E a proposito di Ucraina, l'altro giorno è successo un fatto politico rilevante, ma del quale praticamente non ha dato conto nessuno, se non il quotidiano Il Manifesto, mercoledì 26 marzo, l'altro ieri. Un fatto politico rilevante perché è scattata una resa dei conti molto feroce e sanguinosa all'interno della nuova elite al governo in Ucraina, il frutto, diciamo così, delle cosiddette rivoluzioni, rivolte di Piazza Maidan. Il nuovo governo, una resa dei conti vera e propria, quella che si sta svolgendo. L'alleanza che ha reso vittoriose le forze attualmente al governo in Ucraina comincia a dare segnali di cedimento. Le forze estremiste e neonaziste di settore destro, Pravi Sektor, non rappresentate nel governo, ma che di fatto sono state la manovalanza militare che ha sancito la vittoria in piazza, gridano al tentativo di minare la rivoluzione. Nella notte tra lunedì e martedì scorso è stato ucciso Oleksandr Mujiko, meglio conosciuto come Shashko Bili, il bianco, uno dei leader di questa formazione neonazista capace di imperversare con la sua banda di criminali a Rivne, nell'ovest dell'Ucraina. Shashko è stato uno dei protagonisti di Piazza Maidan, capace di comandare i paramilitari che hanno sconfitto le forze di polizia di Yanukovych, Berkut, determinando la caduta dell'ex presidente Yanukovych, appunto. Shashko Bili era ricercato in Russia per l'assassinio di 20 militari russi durante la prima guerra in Cecenia. Lì aveva combattuto a fianco dei separatisti islamici. Di recente era ricercato anche in Ucraina. Non è una novità del resto che l'estremismo di destra sia filo islamico come certo estremismo di sinistra. Non è affatto una novità. Ed è anche in Ucraina è accaduto esattamente così. Di recente era ricercato anche in Ucraina per aver fatto irruzione nel Parlamento di Rivne con un Kalashnikov, minacciando la confisca dei beni dei deputati del partito di Yanukovych se non avessero accettato di risarcire i familiari delle vittime della protesta di Maidan. La cosa è grottesca, perfino tragica, perché le vittime della protesta in piazza Maidan hanno ricevuto fuoco amico, come si è scoperto poi, e sempre il manifesto lo ha raccontato, sulla scorta di una conversazione fra diplomatici, e niente meno che con la ministra degli esteri dell'Unione Europea. Il fuoco lì arrivava da amici dei manifestanti in piazza. È la cosa atroce. Noto per la sua violenza e per la sua capacità di comandare un gruppo di persone dedite a rapine e soprusi di vario genere, questo bel tipo, protagonista della rivolta di Piazza Maidan per il partito di estrema destra Settore Destro, Pravi Sektor, sarebbe stato ucciso al termine di un tentativo di arresto da parte delle forze di polizia ucraine. Il deputato indipendente Oles Doni ha invece diffuso via Facebook un'altra versione. L'esponente di Pravi Sektor era stato caricato su un'auto, dove sarebbe stato ucciso con 2 colpi di pistola al petto e poi gettato per strada. La reazione del partito di estrema destra, neonazista, settore destro, che ha praticamente governato militarmente la piazza dei cosiddetti ribelli, piazza Maidan in Ucraina, la reazione di settore destro è stata dura. Il boss del partito, Jarosz, candidato alle presidenziali del 25 maggio, ha chiesto le dimissioni del ministro dell'interno di Kiev e ha promesso vendetta. Non possiamo assistere in silenzio a eventi che minano la rivoluzione, ha detto Jarosz, il boss di Pravi Sektor, di settore destro. Pertanto chiediamo le dimissioni immediate del ministro dell'interno e l'arresto del comandante delle forze speciali perché colpevole di omicidio di quel bel tipo. I conflitti interni alle forze di Maidan non sembrano fermarsi qui, scriveva ancora il manifesto, perché ieri sono arrivate voci circa arresti di esponenti di settore destro anche dal centro del paese. In particolare il governo di Kiev ha sottolineato il cosiddetto ultimatum del ministro dell'interno che obbligherebbe i gruppi paramilitari a consegnare le armi, un diktat scaduto il 25 marzo che legittima il governo ucraino a considerare illegali tutti i gruppi armati.
estera. Va segnalata una breve intervista, ma è l'unica intervista fatta finora, credo, su un quotidiano italiano, anzi in questo caso è un settimanale, l'Espresso, a un rappresentante del partito di Alternative für Deutschland, il partito che nacque il 6 febbraio del 2013 e alle elezioni dello scorso settembre arrivò vicino alla soglia del 5% per entrare in Parlamento, si fermò al 4,7%. Alle prossime europee è dato all'8% secondo alcuni sondaggi. Il settimanale L'Espresso intervista Alexander Gauland, che è uno dei fondatori del partito Alternative für Deutschland, che apparentemente è in contraddizione con quanti sottolineano che l'euro è una moneta tutta pro Germania, si propone l'uscita dall'euro, il partito Alternative für Deutschland, l'AfD. Secondo Angela Merkel non ci sono alternative all'euro, ma sottolinea Gauland in questa breve chiacchierata con l'Espresso: non avremmo chiamato così il nostro partito se non ci fossero alternative all'euro. Il partito si chiama appunto Alternativa per la Germania. La frase di Angela Merkel è solo un tentativo di spacciare una moneta falsa per un destino politico. Quanto al fatto che abolito l'euro l'economia tedesca basata sull'export ne risentirebbe, non pretendiamo di abolire l'euro domani, dice il rappresentante di Alternative für Deutschland, ma vogliamo tornare a delle monete nazionali. La nostra economia si associerà ad altri paesi ispirati alla cultura della stabilità. È inaccettabile imporre una valuta comune a paesi con economie incompatibili. Dentro l'Eurozona la Grecia non risolverà mai la crisi e in Spagna, Italia e Grecia dalla crisi si uscirà meglio tornando a svalutare le monete nazionali. Si propone di spaccare l'Europa in due con un euro nord e più valute al sud dell'Europa? Esatto, risponde Gauland, e con una banca centrale che governi soltanto il più omogeneo spazio dell'euro nord. Certo, abolito l'euro, il Made in Germany diventerà più caro, ma noi non saremmo più obbligati a pagare i debiti altrui. Siete più contro l'euro o l'Unione Europea? Domanda l'Espresso. Siamo contro una politica che finanzia inutilmente con le nostre risorse i debiti sovrani altrui. Le strategie di Mario Draghi e dei vari ombrelli finanziari sono contro il Trattato di Maastricht e i criteri di stabilità. Alle ultime elezioni abbiamo scippato elettori a destra e sinistra. Rifiutare l'euro non significa essere di destra. Nel nostro partito non c'è razzismo né pregiudizi contro gli stranieri che vogliono lavorare. Perché gli anti-euro hanno così successo? Durante la guerra fredda un'Europa unita sembrava l'unico orizzonte. Oggi Bruxelles è una sorta di superstato ultra burocratico che risucchia competenze agli stati nazionali. I cittadini temono di essere strangolati dalla piovra di Bruxelles. E noi non siamo né vogliamo essere gli Stati Uniti d'Europa. Quanto a una possibile alleanza con la Lega Nord o il Front National di Marine Le Pen, anche il successo di Marine Le Pen, risponde Alexander Gauland, uno dei fondatori del partito anti-euro in Germania Alternative für Deutschland, anche il successo di Marine Le Pen è una protesta contro i socialisti di Hollande che non sono riusciti a risolvere i problemi. Ma un'alleanza con Le Pen non la stringeremo mai. Siamo contro l'euro, non contro l'Europa. Così uno dei fondatori del partito Alternative für Deutschland. Vedremo alle prossime europee quanto racimolerà. Adesso un breve memo, ricordiamo la campagna per la raccolta fondi della radio, che prosegue anche domani, e l'iniziativa referendaria. Poi ci congediamo con un paio di pezzi musicali, una incisione molto vecchia, piuttosto vecchia, ormai del 78, con Eubie Blake insieme a John Arpin, Eubie Blake, mostro sacro del pianismo blues, e poi per chiudere in bellezza direi ci ascoltiamo un altro classico di Handy che prima abbiamo sentito al pianoforte da John Arpin, St. Louis Blues, nella voce e nell'interpretazione di Louis Armstrong. Sostieni la libertà, sostieni Radio Padania. Giovedì 27, venerdì 28, sabato 29 marzo, 3 giorni per aiutare Radio Padania con un contributo volontario sul conto corrente postale numero 37671294.
oppure andando sul sito www.radiopadania.org o ancora direttamente nei nostri studi di Milano, in via Bellerio. Sostieni la libertà, sostieni Radio Padania. Vieni a firmare.org per cancellare la riforma Fornero sulle pensioni e restituire i diritti a chi li aveva pagati, per cancellare la legge Merlin, togliere dalle strade, regolamentare e tassare la prostituzione, e per cancellare le prefetture, un ente inutile che costa agli italiani 500 milioni di euro. 1000 gazebo della Lega dal prossimo fine settimana saranno in tutta Italia e anche al sud per raccogliere i 3 milioni di firme necessarie a sostegno dei 5 referendum lanciati dal Carroccio. Da lunedì si potrà firmare anche nei comuni. L'invito è rivolto non soltanto a chi vota Lega, dice il segretario Matteo Salvini, ma soprattutto ai non leghisti. Secondo un sondaggio SVG, infatti, oltre il 70% degli italiani sarebbe a favore di un referendum per abrogare la legge Merlin sulla prostituzione, il 60% per cancellare la riforma Fornero sulle pensioni. E in Europa la Lega è pronta ad allearsi con il Front National di Marine Le Pen e con le forze politiche di altri paesi che condividono le posizioni anti-euro e anti-immigrazione. Contenti del voto francese, che è un voto di futuro, è un voto di speranza, è un voto di libertà. Qualcuno a Bruxelles sta avendo gli incubi. Costruire un'altra Europa è possibile, con meno spread, meno banche, meno finanza e più lavoro, più commercio e più artigianato. Quindi il 26 maggio ci risvegliamo con una primavera d'Europa molto più positiva rispetto a quella di oggi. The Gypsy Blues, I wrote it for Victor Herb's first time. John. I will play the Gypsy.